Buongiorno, ben ritrovati, siamo ormai al rush finale. Prima di concludere, noi saremo in onda poi. Ieri qualcuno di voi, adesso vado a vederlo, ha linkato il problema del canone. Se non vedi a Rai non pagare il canone, c'erano dei problemi, ricordiamo, in varie zone del mondo. Mi diceva Forcolini che a Museo di Piave per il momento invece non ci sono... Sì, non ci sono di questi problemi per il momento, stiamo vedendo. Però sia la Rai c'è una che proposta Antena che 3. poi esatto, il resto non serve, il resto non serve. Esatto. Stavo cercando, io su Stivali invece questa proposta per quanto riguardava la Rai, anche questa con la sua foto nel link. L'assessore regionale dell'Estivale approva una class action contro la Rai ed uno sciopero del canone, perché c'è il problema che lo citavamo ieri con il senatore Scarpa, ieri l'altro, chiedo scusa, per Portogallo per esempio non si vede. Allora, alcuni commenti. Edgar Serrano: a Vigonza il comune del Fare, PDL Lega, taglia anche la spesa di bilancio. Beh, non c'entra con la Rai. Armando Mondin: ma non si è detto di tagliare il superfluo? E qui stiamo a cominciare dagli stipendi politici. C'è altro, però insomma la vicenda sinceramente Rai che non si vede perché tutto digitale. Io oggi vorrei fare gli auguri a mio figlio che compie 7 anni, ma sta in un posto, San Donato, dove non mi vede, quindi non mi vede, quindi No, ma questo è l'eterno problema della Rai, cioè che la class action mi piace un'idea. Sì, non è sbagliata, e soprattutto c'è un disservizio, e quindi è ovvio... Credo che la Rai abbia un dovere di farsi vedere, al di là di tutto, che Antena 3 può permettersi di scegliere di farsi vedere o meno. Certo. Canale 5 credo che possa decidere per ragioni commerciali di farsi vedere o di non farsi vedere, però la Rai... ma credo che la Rai abbia il dovere di essere visibile ovunque. Poi è previsto anche un aumento già dal 2011, leggevo proprio in questi giorni, di €1,50 mi pare sul canone, e quindi il disservizio creato da un malfunzionamento o da una non visione, diciamo, quindi è chiaro che l'assessore in questo senso sta portando avanti una battaglia corretta nella tutela dei cittadini e delle famiglie. Tra l'altro già il canone è una tassa che ai cittadini piace poco. Mediamente il fatto che poi lo si debba pagare per qualcosa che non riesce a vedere. Poi dal punto di vista commerciale vedo quelle poche volte che vedo la Rai, e le vedo per eventi sportivi, non per altro, che la pubblicità comunque c'è come, per cui se dobbiamo anche dare questo messaggio, il disservizio che c'è a fronte di un canone è giustificato, la disobbedienza in questo senso. La Lega la sta portando avanti da tanti anni e credo sia quanto mai opportuna questa azione poi dell'assessore Stivali, ma degli amministratori e dei politici in genere, insomma, in questo senso. Colgo l'occasione per ringraziare le persone che hanno apprezzato l'annuncio della presenza di Forcolini. Vedo Chiara Vrola, Mari Cabuso e altri, e così li ringrazio per essere stati così gentili nel mettere il loro apprezzamento. Chi ci segue invece via Facebook dice ancora sulla vicenda Rai, io nel mio comune vedo tutti i canali, Antonio Toni Zanon, ma penso a quelli portoghese e del Veneto orientale, che da un mese a questa parte insomma sono messi male. Impero del Lupo invece, che tra l'altro è un'allevatrice di lupi cecoslovacchi, prima stavo parlando degli amici interessati, il canone Rai, giusto o ingiusto che sia, non si paga solo per vedere le reti della Rai, ma bensì la tassa sulla detenzione della televisione. Effettivamente questo è un po' discutibile. Poi c'è Stefano Zanetti invece che mi pubblica, citando il minuto 2,25, la precisione dei miei telespettatori è fantastica, mi cita il momento in cui l'assessore Stivalla chiarisce la sua presa di posizione a favore della class action contro la Rai. Non si può chiedere un risarcimento perché i burocrati romani hanno hanno trasformato il canone in una tassa di possesso. Sì, possesso del televisore, è vero. Che francamente dico, mi sembra... Ma prima, se ti ricordi, c'era il discorso che potevano sigillare, diciamo, all'interno del televisore con questo famoso tagliando D che si mandava per chiudere il contratto. Poi l'hanno trasformato in possesso di un'antenna, quindi di una... No, anche perché la gente era disponibile a farsi sigillare esatto, certo, anche noi eravamo pronti, dovevano metterlo in un sacchetto di juta, poterlo portare via, riportartelo. C'era tanta gente, io ho fatto moltissime disdette in questo senso anni fa, ma giustamente come diceva adesso qua l'amico,
elettronico, hanno cambiato il metodo dando semplicemente la detenzione dell'apparecchio, quindi se questa è la condizione fondamentale hanno un po' incastrato tra virgolette tutti quanti, perché il possesso del televisore ovviamente è in uso a tutti. Ci sta diventando un po' una cosa... Stanno cercando di salvarsi, insomma. Sì, infatti io vedo che c'è guardate la pagina dei commenti che si sta allungando su questa vicenda, cioè in diretta ci sono dei botta e risposta continua dal Friuli confinante con il comune di Portogruaro e nel Veneto orientale. Sembra che mi segnali Marica Buso che ci sono appunto i problemi, insomma continuano le polemiche e lo scambio di opinioni e informazioni tra i telespettatori. 2 minuti e torniamo. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire a proposito del canone RAI. Prego. Alla Lega non interessa un bel niente del canone RAI. La Lega è un partito di subilatori, è al governo, se non vuole il canone RAI fa una legge, lo cancella e è finita lì, senza subilare il popolo, senza motivo. Guarda, qui stiamo parlando del canone RAI per chi non lo vede, e c'è per esempio Guido Fornasier che mi scrive: come fa la Lega a protestare per il canone RAI quando è complice avendo dirigenti RAI e al governo da almeno 15 anni non ha mai lottato per togliere il canone, come al solito fa demagogia, sembra che... Mentre Federica Scarpa vi dice: peccato non poter assistere in diretta alla trasmissione, perché Federica? Forcolin grande sindaco. Grazie Federico. Par condicio. Par condicio, esatto. No, ma la questione del canone RAI è vero, noi abbiamo delle persone, come è giusto che sia, in consiglio di amministrazione, cerchiamo di tutelare quello che è il nostro territorio, soprattutto questa la vicenda è legata a chi non riesce addirittura a vedere. Infatti, in questo caso il problema è di non vederli e pagare un canone, questo è l'assurdità, diciamo. Quindi la disobbedienza... Questo prescinde dal concetto esatto, di canone RAI. Questo prescinde. Poi che ci sia un canone RAI, la Lega è sempre stata contraria a questo tipo di canone, da 15 anni si batte con molte proteste e molte disdette del canone stesso. È ovvio che se avessimo il 51% delle possibilità e quindi del potere all'interno del CDA e al governo potremmo fare delle scelte anche drastiche e diverse. È ovvio che noi portiamo acqua per quel 10% del nostro elettorato e su questo ci battiamo. Abbiamo un 90% comunque che la pensa diversamente molto probabilmente, per cui tutta la demagogia o questi messaggini di anti-Lega che è 15 anni che è al governo, diciamo noi facciamo la nostra parte e supportiamo quel 10% che ci ha votato con una linea che è precisa. Il canone RAI per noi dovrebbe essere abolito perché non è corretto e oggi più che mai di fronte a delle scelte che sono quelle di non vedere addirittura questi canali mi sembra che la disobbedienza e le attività che hanno intrapreso uno fra tutti l'assessore Stivali sia più che legittima a tutela appunto dell'utente che paga impropriamente un canone di fronte a un servizio che non c'è. Semplicemente. Il link lo vediamo che hanno messo appunto con l'intervista sulla copertura del CNRAI nel Veneto orientale. I problemi che ci sono con Stivale, così lo facciamo vedere. Faccia un po' amareggiata. La domanda non gli è piaciuta, lo vedete. Però giustamente si sta battendo per una causa che è a tutela dei cittadini e di chi non vede ha un disservizio ed è costretto a pagare. Questo mi sembra più che legittimo, ma è la volontà politica di cambiare. Siamo giunti al termine, grazie per l'attenzione. Domani, sperando, adesso gli telefono che se ne ricordi, che l'ultimo ospite del 2010, in onore del fatto che lo avremo da una settimana, siamo in onda in Friuli Giulia, dovrebbe essere l'onorevole Ivano Strizzolo del PD, che è di Monfalcone, se la memoria non mi inganna. Noi comunque ci rivediamo domani mattina dalle 8 alle 9 per farci gli auguri, ma intanto li faccio a Gianluca Forcolin, a tutti voi l'ascolto. Mai per miracolo mio figlio riuscisse a vedermi per televisione a Sandona, ma non credo sia possibile. Facciamo gli auguri col digitale, buon compleanno. Che compleanni. Grazie mille allora. Arrivederci. Buona giornata.